Belluno invaso da operatori e mezzi. L'esercitazione era stata annunciata, ma la sorpresa comunque c'è stata. In città è stata simulata un'emergenza idrogeologica con perfino l'allagamento del municipio e la necessità di mettere in sicurezza manoscritti antichi e opere d'arte. Sono molto fiera di come sia i volontari che le funzioni che sono state attivate del Comune abbiano risposto in maniera celere e professionale a tutte le problematiche che gli si sono presentate. Si può dire che se ci fosse davvero un'emergenza, Belluno è pronta? Oggi stiamo operando in una giornata di pace, è uno dei primi principi che ho imparato da quando seguo la protezione civile e serve proprio perché tutti i dipendenti siano pronti effettivamente quando succederà l'emergenza vera. Un allenamento importante e necessario per farsi trovare pronti se e quando mai ce ne fosse l'effettiva necessità. Le esercitazioni servono a evidenziare eventuali problemi che è bene che escano quando siamo in tempo di pace, cioè durante l'esercitazione e non durante l'emergenza vera. Questo ci consente di verificare il problema ed eliminarlo in tempo di pace in modo tale che quando dovesse succedere l'emergenza vera quel problema è già stato superato in partenza. A coronamento della giornata la presentazione di un'auto ancora da immatricolare destinata alla protezione civile di Belluno e acquistata con un importante contributo della Regione Veneto.